e quindi un tributo ad Anna Politkovskaya. Una lettera, più una lettera, e una lettera ancora, fanno nascere versi, una storia, una favola bella. Possono tesserle l'odio, toccare le corde del cuore, raccontare di un uomo che nasce o di un giorno che muore. Un concetto, una logica, un nobile antico pensiero, una frase, un articolo, idee che fan chiara la sera, le parole che sanno scavare la pietra più dura o scolpire la lapide sopra la tua primavera. E l'occhio ha scoperto qualcosa, ma la mente cancella via tutto, è un perché dura un attimo eterno, pensi tutto è il contrario di tutto, senti il coro di antichi giullari, come un eco tra muri di ghiaccio, di chi mescola l'odio agli affari, di chi compra la mano e anche il braccio, si muovono svegli per le strade di notte, le parole ti inseguono gravide e dovresti smentire, la paura ti stringe la gola e non trovi riparo, ma il coraggio sostiene il tuo cuore e non vuole denaro, e attraversi gli sguardi di chi e in quegli occhi ci trovi il silenzio di chi non dà aiuto e lo sa ed è felice di essersi appena venduto.
E adesso una canzone sempre di Giancarlo, che aveva lui già cantato con un altro gruppo. È un testo molto, molto attuale anche questo, perché parla un po' così del fatto che siamo tutti controllati. Quando controllano Berlusconi sembra che sia la fine del mondo, invece noi abbiamo telecamere che ci guardano dappertutto, siamo continuamente sotto controllo di non si sa chi, e un occhio che guarda tutti quanti, quindi insomma questo è Occhio all'occhio.